Il 9 ottobre del 1963, la tragedia del Vajont, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, morte e distruzione erano evitabili, commemorazione, ricordo e rabbia. Lo scrittore Mauro Corona, lo Stato deve chiedere scusa. Dissesto statico sul ponte sul tagliamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in corso le verifiche dei vigili del fuoco tra Latisana e San Michele al tagliamento, dopo alcune segnalazioni giunte in questi giorni. Il delitto di Isabella Noventa, la sentenza del processo d'appello nel pomeriggio a Mestre, confermati 30 anni ai fratelli Sorgato e 15 anni e 10 mesi a Manuela Cacco. Orrore in Polesine, dalle acque del Po affiorano 2 cadaveri, uno era senza testa e braccia, recuperati dai vigili del fuoco, le indagini dei carabinieri. Operazione antidroga della polizia a Padova, ha stroncato un vasto traffico gestito da italiani, 9 arresti, 100 kg di stupefacente sequestrato, una parte del denaro era reinvestito nella moneta virtuale Bitcoin. Il prossimo 16 dicembre 26 comuni del Veneto chiamati a votare se dire sì o no alla fusione tra amministrazioni. Dalle varie unioni nascerebbero 10 nuovi comuni, la maggior parte nel Vicentino. Una vespa dalla Cina per combattere la cimice nera che devasta i frutteti. Il Ministero dell'Agricoltura cerca contromosse per arginare il crollo delle produzioni. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, edizione che si apre con il ricordo della tragedia che 55 anni fa devastò Longarone, ma provocò una ferita non ancora marginata in tutto il paese, in tutta Italia. Stiamo parlando della tragedia del Vajont. Ebbene, questa sera tante le cerimonie per ricordare le vittime di quel disastro. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di morti e distruzioni che erano evitabili. Rabbia presente ancora nei superstiti e tra i familiari delle vittime di quel disastro. Ebbene, a Longarone c'è per noi Lucio Zanato, al quale cedo subito la linea. Buonasera Lucio. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, l'edizione del Veneto. Partiamo da questa immagine con Nicoletta, ve la voglio far vedere perché nel 2010 è stata recuperata, è una topolino ed è forse una delle immagini del Vajont, delle 22:36 di quel 3 ottobre 9 ottobre 1963, quella data che ha cambiato per sempre questo territorio. Sono con il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. 55 anni dopo, cosa significa per la vostra comunità e soprattutto è cambiato qualcosa? Ma è una giornata intanto di memoria, una giornata di ricordo, che è la responsabilità che noi abbiamo. Noi non possiamo dimenticare la nostra storia, quello che è accaduto il 9 ottobre del 63. Sono morte 1910 persone innocenti, il cui unico colpevole è l'uomo. Noi siamo in quello che è, diciamo così, il momento della memoria, cioè quello che si è riuscito a recuperare dopo quel disastro, e siamo a 2 passi dal cimitero di Fortogna, dove stiamo entrando adesso, perché non ci si dimentichi. Oggi c'è stato il sottosegretario all'interno, che cosa vi ha detto? Ma ci ha detto un po' quello che dico io da ormai molti anni. Dobbiamo cercare di far capire che il Vajont deve insegnare qualcosa, invece sembra che non insegni proprio nulla. E il Ponte Morandi, che un attimino io ho voluto mettere, diciamo così, in raffronto al Vajont, è un altro Vajont, è un simbolo dell'incapacità e della non volontà di verificare, di controllare, di gestire la cosa pubblica nella maniera in cui deve essere gestita. E lì hanno perso la vita oltre 40 persone. Però a distanza di 55 anni proprio hanno dimostrato che non abbiamo ancora capito niente in termini di sicurezza. No, perché adesso ci chiedono le verifiche su tutti i ponti, ma queste verifiche forse bisogna farle prima, e purtroppo questo è il nostro paese, un paese che purtroppo cerca di risolvere i problemi dopo. Invece noi dobbiamo cercare di far in modo che questa storia insegni veramente, che dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo cercare di guardare con attenzione al territorio e cercare di investire le risorse prima. Bene, allora l'appuntamento è questa sera, perché il momento della memoria sarà questa sera dalle 21:39 fino alle 22:39, che è l'ora in cui è caduta la frana nel bacino del Vajont. È una serata, una veglia nella nostra chiesa parrocchiale, dove in un'ora ci raccoglieremo tutti insieme per pregare, ma soprattutto per ricordare le nostre vittime
che hanno portato e provocato il dolore di tantissime persone che sono ancora vive, superstiti, sopravvissuti, a cui è dedicata questa giornata. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, grazie al Sindaco per questa testimonianza, e a grande richiesta da parte dei telespettatori di Antenna 3, giovedì sera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre di 55 anni fa. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Appuntamento dunque giovedì alle 21:15. E a proposito di opere, ci sono timori per un dissesto strutturale del ponte sul tagliamento tra San Michele e La Tisana. I pompieri stanno eseguendo proprio in questi minuti dei controlli sul manufatto. 2 squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio sul ponte che congiunge La Tisana e San Michele al Tagliamento lungo la statale 14 al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I pompieri sono intervenuti su segnalazione della polizia locale del comune friulano, che li ha chiamati intorno a mezzogiorno per informarli di uno strano movimento avvertibile percorrendo il ponte in macchina. Un fenomeno notato e denunciato nei giorni scorsi da diversi automobilisti. Il sospetto è che dietro all'apparente dissesto statico vi sia un cedimento strutturale, probabilmente del pilone centrale. I vigili del fuoco di Udine e Venezia stanno quindi effettuando tutte le verifiche, mentre gli agenti del distretto di polizia locale del Veneto orientale gestiscono la viabilità durante i lavori. In attesa dell'esito dei rilievi, nessuna decisione è stata ancora presa in merito a un'eventuale sospensione della circolazione sul ponte. Intanto il ponte che attraversa il fiume Piave a Vidorra, in provincia di Treviso, sarà sottoposto a partire da domani a ispezioni dedicate da parte dell'Ente Nazionale per le Strade per verificarne le condizioni statiche. L'iniziativa era stata sollecitata il mese scorso dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in occasione di un sopralluogo di esponenti della stessa società a Susegana, sempre in provincia di Treviso. Quello di Vidorra è uno dei 5 ponti sul Piave dedicati alla viabilità ordinaria nella Marca trevigiana. E adesso la cronaca, perché per parlare del delitto di Isabella 90 nel pomeriggio a Mestre la sentenza del processo d'appello. Ci dice tutto in diretta Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Sì, buonasera da Mestre, dall'aula bunker di Mestre, dove dopo 6 ore di camera di consiglio, una lunga e sfiancante attesa, è arrivata la sentenza del processo della Corte d'Assise d'appello che ha giudicato e ha confermato l'intero impianto accusatorio della sentenza di primo grado che condannava a 30 anni Fratelli Sorgato e a 15 anni e 10 mesi di reclusione Manuela Cacco per l'omicidio di Isabella 90. È stato dato l'ultimo giro di chiave, noi questo aspettiamo, ha detto il fratello tra le lacrime all'uscita dall'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Mestre. Una sentenza che è stata vissuta con davvero grandissimo pathos, soffertissima fino all'ultimo, perché fino all'ultimo le difese hanno tentato il tutto e per tutto, screditando però, anziché difendere i loro assistiti, screditando la figura del fratello di Isabella 90 e diffondendo nuovamente una lettera anonima che nel primo processo era stata, diciamo così, cestinata e che invece è stata accolta e quindi esaminata, una lettera anonima in cui si getta fango sulla figura del fratello di Isabella 90. All'uscita naturalmente la soddisfazione della pubblica accusa, la soddisfazione degli avvocati di parte civile, mentre evidentemente gli avvocati dei fratelli Sorgato e di Manuela Cacco sono usciti
da una uscita da una porta secondaria e così anche nelle immagini che vi mostreremo sono andati via i 3 imputati che hanno accolto per l'ennesima volta con un sorriso quasi beffardo e con un atteggiamento sempre gelido la lettura della sentenza. Dall'aula bunker di Mestre è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani. Un operaio è morto mentre stava lavorando in una cava di Montorio alle porte di Verona. La vittima aveva 52 anni. Quando sono arrivati i soccorsi con gli operatori del 118 l'uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal dell'USL 9 Scaligera per ricostruire la dinamica dell'incidente. Orrore nel Rodigino, sono emersi dalle acque del Po 2 cadaveri, uno era senza testa, recuperati dai vigili del fuoco, ora in corso le indagini da parte dei carabinieri. 2 corpi sono emersi dalle acque del Po a distanza di poche ore. Il primo era in stato di avanzata decomposizione, senza testa e senza avambracci. Il cadavere è stato visto intorno alle 19 nel ramo del fiume che divide Porto Tolle da Taglio di Po fra Santa Giulia e Calattis. Immediatamente è scattato l'allarme e sono state allertate le forze dell'ordine e gli uomini del soccorso. Viste le condizioni in cui si trovava il corpo, non è stato possibile accertare se si trattasse di una donna o di un uomo. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco partiti con una squadra da Adria per le operazioni di recupero. Impossibile effettuare le valutazioni attendibili visto le condizioni alquanto precarie del cadavere. Il sostituto procuratore Monica Bombana, avvertita del ritrovamento, dovrebbe già questa mattina disporre l'autopsia per cercare di dare un nome e capire le cause della morte. Poche ore dopo, altro ritrovamento, questa volta sul versante ferrarese. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che erano già impegnati dalla mattina alla ricerca di un anziano di 82 anni che non aveva fatto ritorno a casa. Con il gommone hanno raggiunto il cadavere e lo hanno recuperato poco dopo le 21 all'altezza di Mazzorno Sinistro. Il cadavere di sesso maschile in buono stato di conservazione e privo di segni di violenza potrebbe essere proprio quello dell'anziano che si stava cercando qualche chilometro prima. Anche in questo caso il recupero è stato comunicato all'autorità giudiziaria che procederà poi con le operazioni necessarie per l'identificazione della salma. Un romeno 27enne è riuscito a pesca sul canale Fratta a Merlara, siamo in provincia di Padova, insieme ad un amico. Il gommone su cui viaggiavano però si è rovesciato e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lo cercavano dalla sera di lunedì, quando il gommone su cui era andato a pesca si è rovesciato nel canale Fratta a Merlara. Purtroppo, però, il corpo senza vita di un rumeno di 27 anni è stato trovato martedì mattina alle 11 dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, insieme ai colleghi di Este. Il piccolo mezzo, su cui si trovava insieme ad un amico che si è salvato, è stato trovato a circa 1,5 chilometri dal luogo dell'incidente. A 4 chilometri il corpo senza vita del 27enne residente a Bovolone. Sul posto anche il personale medico del SUAM che ha constatato la morte e i carabinieri. Tragedia della strada nel Veronese questa mattina intorno alle 9:30 lungo la strada che collega Isola della Scala alla località Pellegrina. 2 auto si sono scontrate frontalmente, una delle 2 è finita nel canale che costeggia la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del SUAM e i vigili del fuoco di Verona che hanno estratto dalle vetture le 3 persone rimaste coinvolte nell'incidente. Purtroppo però per una donna di 63 anni non c'era più nulla da fare, è morta sul colpo, ferite le altre 2 persone. La statale 12 è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. La polizia di Padova ha stroncato un giro milionario di commercio di droga, 8 arrestati, più di 100 kg di droga sequestrati insieme a 205.000 euro in contanti. Il capo dell'organizzazione, un barista del centro di Padova, si faceva chiamare il dottore, usata anche la moneta virtuale Bitcoin. Un mercato della droga all'ingrosso gestito anche con i bitcoin, sequestrato 1 quintale di droga, 25 kg di hashish, 75 di marijuana e 200 grammi di cocaina, oltre a funghi allucinogeni, pasta di oppio, biscotti alla canapa, agli strumenti di confezionamento e a 205.000 euro in contanti. Droga acquistata in internet su pagine web nascoste che non si trovano nei motori di ricerca.
base logistica degli arrivi e partenze dei pacchi di stupefacenti portati sia da corrieri di fiducia che da ignari autotrasportatori, un appartamento in un condominio storico di via Mentana, laterale di via Sorio, a ridosso del centro. L'organizzazione criminale, guidata da Emanuele Lovato, barista, poteva permettersi di pagare un affitto di 1.600 euro al mese. C'erano dei corrieri che erano i rifornitori importanti, stiamo parlando di decine di chili alla volta, non era il piccolo spacciatore. E a sua volta chi comprava non era il piccolo acquirente che compravano almeno 1 chilo in su. Un'indagine durata mesi con appostamenti e poliziotti specializzati in crimini informatici che, autorizzati dal Ministero, si sono finti clienti e hanno acquistato la droga. Le transazioni avvenivano in Bitcoin, una criptovaluta che si usa online. Per mesi è stata tenuta sotto sorveglianza la casa di via Mentana, dove la polizia ha documentato il fitto via vai di clienti e fornitori. 400 controlli a campione, tantissime le partite di droga sequestrate. 8 arrestati, 5 erano in carcere, 2 sono finiti ai domiciliari e 1 con obbligo di firma. Dai 100 kg sequestrati si stima si potessero ricavare circa 300.000 dosi. Tra gli indagati, molti insospettabili, tra loro padre e figlio milanesi con impieghi di rilievo e intermediari che vendevano plichi da quasi 30 kg per volta. Il capo dell'organizzazione è anche accusato di autoriciclaggio perché ha reinvestito i proventi dello spaccio in ulteriori bitcoin. Solo per questo reato rischia fino a 10 anni di carcere. La merce era nascosta nell'abitazione, dentro dei mobili modificati, come questo appendiabiti da parete con doppio fondo, al quale si accedeva con una particolare chiave nascosta in uno dei pomelli. Voltiamo pagina, il 16 dicembre prossimo sarà giornata di referendum per 26 comuni veneti per una popolazione coinvolta di quasi 83.000 abitanti che saranno chiamati ad esprimersi su una serie di fusioni finalizzate a far nascere 10 nuovi comuni. Lo ha annunciato il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, dando notizia che la giunta regionale, dando seguito all'esito del giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio, ha dato il via libera alla celebrazione di 6 referendum sulle fusioni di comuni in Veneto che si vanno ad aggiungere ad altri 3 referendum già fissati con precedenti deliberazioni del 31 luglio scorso. Il 10° referendum sarà indetto per la medesima data, quando si concluderà entro la fine del mese di ottobre anche l'iter consiliare sulla fusione dei comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. I comuni interessati, nella gran parte in provincia di Vicenza, sono Mason Vicentino, Molvena, Carrè, Chiuppano, Longare, Castignero, Nanto, Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo, sul Brenta, Solagna, Conco e Lusiana. In provincia di Rovigo invece Frassinelle, Polesine e Polesella, in provincia di Belluno Melle, Entiaia e Tricchiana, in provincia di Padova Cartura, Conselve, Terassa Padovana, Castelbaldo e Masi, infine in provincia di Treviso appunto Paderno e Crespano del Grappa. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie dal Veneto. Siamo all'agricoltura con quella che è già stata definita l'invasione della cimice nera. Si tratta di un coleottero proveniente dalla Cina che ha già causato ingenti perdite nella produzione frutticola trevigiana e veneta in generale, ma dal Ministero arrivano buone notizie. Un bel danno. Alla fine hanno un bel danno perché non si può trattare, ma solo con concimi foliari e non con piretroidi. E quindi il risultato è che si può al limite solo spostare da qualche altra parte? Si spostano dall'altra parte. Eccola la cimice nera che imperversa sui campi della Marca. Qui siamo a Musano di Trevignano e questi sono kiwi gialli. Una produzione che finisce tutta al mercato cinese, pagata mediamente il doppio rispetto a tutti gli altri. Produzione però a rischio a causa di questo insetto che punge il frutto e inietta un liquido per estrarne del succo. Il risultato è che i kiwi diventano spugnosi e immangiabili. E non vale solo per questo frutto, il danno generale sui campi è arrivato anche all'80% della produzione. Il problema cimice non è solo per la frutta, ma è per tutte le coltivazioni in generale, anche per gli ortaggi oltre che per la frutta. Come sempre esistono 2 vie, quella chimica con gli antiparassitari e quella biologica, e proprio da qui la novità arriva dal Ministero. Oggi si è scoperto che in Cina c'è un competitor naturale, è una vespa che va a inibire anche queste le larve della cimice. Stiamo studiando come si può importare questa vespa, perché chiaramente prima di importarla devono essere fatte tutta una serie di verifiche che possa coesistere nel nostro ambiente. Siamo ottimisti che in questa direzione, almeno per il prossimo anno, si possa intervenire in maniera strutturale.
L'anniversario dei 100 anni della Grande Guerra sta per terminare. Questa settimana a Padova ci sarà un doveroso ricordo dei ragazzi del 99. I ragazzi del 99 andavano in prima linea cantando. Quanta amarezza suscitano le retoriche e parole del generale Diaz. La città dell'armistizio rende omaggio a quei soldati ragazzi, alcuni anche minorenni, strappati agli studi per imbracciare il moschetto, finire in trincea e andare a morire per difendere la patria nel 1917. 265.000 furono i chiamati da tutta Italia, nati negli ultimissimi anni dell'Ottocento. Il loro sacrificio verrà mostrato in una doverosa rassegna di 4 giorni dentro e fuori la caserma Salomone di Prato della Valle. Hanno dato la vita, l'hanno dato per il loro paese, per la loro comunità, per degli ideali alti, la pace, la democrazia, la libertà, che non sono cose che possono essere messe in discussione. Noi abbiamo preso questo filo conduttore proprio perché i ragazzi di oggi debbano avere degli esempi. Quegli esempi ci sono concreti, non sono chiacchiere e possono sicuramente essere positivi anche per loro. Un viaggio nella memoria della guerra con la ricostruzione della vita di trincea, con i mezzi d'epoca perfettamente restaurati, i figuranti. Per 4 giorni, da giovedì 11 a domenica 14, in orari precisi, vedi la pagina Facebook Noi Ragazzi del 99, si potrà accedere alla caserma Salomone. Una visita raccomandata agli studenti. Avere memoria nostra vuol dire fare selezioni sulle cose importanti, tenere a mente quelli che sono i fondamentali, e l'esempio degli avi, l'esempio dei nonni è un modello di riferimento che non dobbiamo dimenticare, ma è una memoria che va sviluppata con un esercizio quotidiano. I ricordi costruttivi vanno sempre tenuti presenti, ravvivati, perché sono quelli che formano la nostra coscienza. La tragedia del Vajont sarà al centro della puntata di questa sera di 20:10 in studio. Il sindaco di Longarone Roberto Padrini e l'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Canera. Appuntamento dunque alle 20:10. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di mercoledì 10 ottobre sarà in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni degni di nota, salvo per isolati piovaschi sulle aree del Garda. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi gradevoli oscillanti tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, soprattutto al mattino, quando sarà ampiamente soleggiato ovunque. Dal pomeriggio non si esclude qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.